della Exclusive Dance Chart dai più belli d'Italia. Babbo Natale, a te la linea. Buone feste! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Pesca dalla Rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno cari radioascoltatori di Radio Libertà. Eccomi qui, sono Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi La Pesca. Buona radio a tutti. Sono qui con la mia nuova ospite di oggi, Giovanna Curone, architetto e agente immobiliare. Anche Giovanna fa parte di Rete al Femminile, che abbiamo spiegato è un'associazione di donne imprenditrici, professioniste a partita IVA, ed è nata 10 anni fa a Torino. Oggi scopriamo Giovanna Curone, ma prima di dare la parola a Giovanna, vi racconto chi è Giovanna. Dopo aver esercitato la professione di architetto per una decina d'anni, ha preso l'abilitazione all'esercizio della professione di agente immobiliare e dopo 24 anni è sempre più felice della sua scelta. Affianca i clienti in tutte le fasi della trattativa, da quando nasce la loro esigenza immobiliare fino a quando si conclude e oltre, rivestendo talvolta anche un ruolo di mediatore di emozioni. La casa è per ognuno di noi un bene prezioso e per questo vive il suo lavoro con forte senso di responsabilità e con tanta sensibilità, specie in particolari situazioni. È esperta di consulenza immobiliare a 360 gradi, vendi e compra casa con zero pensieri, mercato immobiliare internazionale, strumenti innovativi, strategie ad hoc per te. È qui con noi oggi Giovanna Coroni, che ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Come sempre citiamo la canzone Ricetta di donna, interpretata da Nella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980 è scritta dalla Vanoni stessa, con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Bardotti, Totò Savio e Michele Zarrillo. Se nel corso della trasmissione volete chiamarci, il nostro numero è 02 9294 7222. Potete telefonare e fare domande in diretta alla nostra ospite di oggi. Benvenuta Giovanna Curone. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, partiamo con le domande. Nome? Giovanna. Cognome? Curone. Città? Milano. Professione? Agente immobiliare. Cosa fa un agente immobiliare? Allora, un agente immobiliare serio accompagna una persona da quando nasce l'esigenza immobiliare fino alla conclusione della trattativa e anche oltre. E cosa non fa un agente immobiliare? Un agente immobiliare non dovrebbe vendere illusioni e un agente immobiliare serio soprattutto non dovrebbe confondere le idee, nascondendo o dando false informazioni. Diciamo che non dovrebbe vendere catapecchie per castelli, Ecco, insomma. esatto. Senti, invece, quali sono i campanelli d'allarme che dovrebbero risuonare nelle teste delle persone che si rivolgono, ovviamente senza molta consapevolezza, alle agenzie immobiliari? Cioè, cosa fa un agente immobiliare non serio? Ma guarda, un agente immobiliare non serio, si identifica proprio per la mancanza di trasparenza, per promesse fumose, per informazioni incomplete, questo è un agente immobiliare del quale insomma bisogna avere un attimo di timore. Diffidiamo da questi Diffidiamo. agenti immobiliari. Senti, abbiamo detto che anche tu sei socia di Rete al Femminile. Da quanti Sì. anni sei in Rete al Femminile? Io sono in Rete al femminile dal 2019. Okay. E che cos'è per te la tua presenza in Rete al Femminile? Guarda, Rete al Femminile per me è una grande risorsa, perché è la presenza di tante professioni diverse e che io penso che arricchisca ognuna di noi grazie alla condivisione di esperienze, di idee, di progetti. A me piace coinvolgere altri professionisti nel mio lavoro, perché in questo modo do intanto un miglior servizio ai miei clienti e poi do anche delle opportunità
ai professionisti che presento, quindi, io penso che questo sia lo spirito della rete, insomma. Ritengo importante conoscerci per capire come poter collaborare e aiutarci a vicenda. E anche noi oggi vogliamo conoscerti meglio, quindi partiamo con le domande bizzarre. Cosa volevi fare da bambina? Volevo fare l'architetto. Avevi già le idee chiare Sì, allora? sì. E come mai avevi questa Ma passione? guarda, io avevo il nonno materno e lo zio che erano imprenditori edili. Io da piccolina ero sempre in cantiere, andavo sui tetti con mio zio, per cui avevo questa passione e ho detto Beh. da piccola voglio far l'architetto. È grande. Ma senti, ma quindi te l'avranno già chiesto 1000 volte, immagino che non sarà una domanda originale, ma te la faccio lo stesso. Da piccola giocavi con Lego? Certo, giocavo con Vedi? Lego, costruivo case, solo quello, e oltretutto facevo anche un'altra cosa, siccome invece mio padre aveva un'azienda vinicola, io utilizzavo i cestellini di plastica che contenevano le Fantastico. bottiglie per costruire le case. Insomma era destino che di case ti Sì, occupassi. sì. Va bene, ma quindi allora casa al mare o casa in montagna? Assolutamente mare. Ah, fantastico, bene. Senti, poesia o prosa? Guarda, devo dire sinceramente, la poesia l'ho un po' sofferta perché ricordo quando alle elementari la mia maestra ogni settimana ci faceva imparare una poesia a memoria e io non ne ricordo neanche una, mi vergogno a dirlo. Io non vorrei un po' svelare la nostra età, ma io ricordo che qua una volta si faceva anche l'esame in seconda Sì, elementare, ecco, certo. quindi però non sveliamo l'età perché se no qui siamo veramente alla Vabbè, io l'ho fatto. anch'io l'ho fatto ed è stato l'ultimo anno poi tra l'altro in cui si faceva. Io ricordo benissimo infatti che la maestra mi aveva chiesto di imparare a memoria, scusate, 20 poesie insomma. E quindi c'è qualche verso che ti ricordi? Assolutamente Bene, no. come diceva il mio professore di tecnica: "Nebbia in Val Padana". Esatto. Perfetto, rock, musica classica? Allora, riguardo alla musica classica sono molto ignorante, anche se mi piace, l'ascolto volentieri. Il rock diciamo che è quello che accompagna la mia vita da sempre, in particolare io adoro gli anni '80, ma perché sono i momenti adesso non sveliamo la nostra età, comunque sono i L'abbiamo già momenti in fatto, cui si andava in tranquilla. discoteca, si ballava, insomma ecco, quella per me rimane la musica migliore. Vabbè, quindi tra gli anni '60, '70, '80 abbiamo detto che noi vogliamo gli anni '80. 80 Cosa tutta resterà la di vita. questi anni '80? Siamo rimaste noi. Cinema o teatro? Allora, mi piacciono Mh. entrambi, però frequento meno il teatro, comunque quando ci vado voglio vedere cose leggere, commedie brillanti. Il cinema mi piace un po' tutto, a parte fantascienza e horror, però guardo un po' di tutto. Mi piacciono molto registi come Tornatore, Sorrentino, Virzì, Obcetek, mi piace chi celebra le donne come Almodovar, insomma, e mi piacciono altrettanto tutte le biografie, tutti i film che riportano la vita di personaggi realmente E c'è esistiti. qualche biografia che ti ha colpito in modo particolare? Sì, quella su Enzo Ferrari, su Leonardo Del Vecchio, Luisa Spagnoli, queste sono 3 che in questo momento così mi vengono in E mente. cosa ti hanno colpito particolarmente di queste figure? Beh, l'umiltà, la semplicità, la determinazione, la capacità di rialzarsi nelle difficoltà, ecco questo, mi ha colpito molto in Insomma bisogna questi avere 3 coraggio, personaggi. bisogna sempre avere coraggio nella vita, quel coraggio insomma che ci ha anche un po', Assolutamente. raccontato Francesco Beroni sul suo libro "Abbiate coraggio". C'è una frase bellissima, dice: "Arrendersi è facile, è quasi un sollievo, un riposo, mentre rialzarsi richiede di stringere i denti, di resistere al dolore, alla fatica, alla disperazione. Richiede sforzo, coraggio, un animo impavido e una grande speranza". Nel caso vi ricordo che questo è il libro dal quale ho preso la citazione e vi ricordo sempre che quando citate gli autori andrebbero che quando usate le frasi degli autori andrebbero sempre citati. Comunque, colore preferito? Ah, assolutamente il viola in tutte le sue declinazioni. Eh beh, ma il viola è un colore molto forte che ha un richiamo alla spiritualità. Ricordo la Borboni ne fece insomma un po' una bandiera, È no, vero. contro tutto È vero. contro diciamo tutto quello che si pensava in teatro. Lei, donna del secolo, nata l'1/1 del 1900, ne fece proprio una bandiera e anche insomma una sua forma di libertà, perché anche lei era una donna estremamente libera. Segno zodiacale: Allora sono Toro ascendente Bilancia. e cosa ci dice di te? Allora, diciamo che è un mix testardo e cocciuto con la bilancia che smussa un attimino. Va bene, veniamo alla canzone preferita. Guarda che qua tendenzialmente le ospiti
si lanciano anche in un canto. Se vuoi puoi farlo, ci dici qual è la tua canzone e poi puoi anche cantarla. Allora senti, per me ce ne sono tante, ma una che mi viene in Mh? mente ora è "Per sempre giovane" di Antonello Venditti. E quindi ci canti 2, 3 strofe? Qualcosa? Allora ve le canto, spero di non abbassare le aspettative, ma comunque No, 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 vai, vai, canta. va bene. Questo è solo un anno da dimenticare, questo è solo un anno da vivere insieme, amore, con la rabbia più grande che ho. Adesso non mi ricordo, sono un po' emozionata. Ehm Adesso facciamo una cosa insieme. Vai con la musica. Questo è solo un anno da dimenticare. Questo è solo un anno da vivere insieme, amore, con il cuore più caldo che hai. All'amore qualcosa da dare, alla gente qualcosa da dire. Per sempre giovane resterò. Con l'anima aperta e sincera io vivrò, con la rabbia che mi conosci tu, per sempre giovane, per sempre giovane, per sempre. Ma dunque, questo è un anno da dimenticare o un anno da vivere? Non esistono anni da dimenticare secondo me, sono tutti da vivere. Perché son tutte esperienze, Ma anche quelle certo, negative, certo. certo. Quanto ti aiuta quindi cantare nella vita o sul lavoro? Ah, a me mette di buon umore cantare, anche se sono stonatissima, infatti canto da sola, canto in macchina di solito, Nella perché doccia, in macchina, quando non ci soprattutto sente in macchina, nessuno. insomma non voglio terrorizzare chi mi sta vicino, però io canto. Senti, la tua citazione preferita? Assolutamente quella di Nelson Mandela: "Non perdo mai, o vinco o imparo". E Per insomma perché per questo non ci sono anni da è dimenticare. giusto, perché quando non si vince si imparano cose su se Esatto. stessi, no, o come si è, o come si dovrebbe essere, o come si vorrebbe essere, insomma. Raccontaci o dici 3 sostantivi che ti definiscono. Allora, non vorrei sembrare presuntuosa, No? comunque credo lealtà, correttezza e trasparenza. No, se sono veri lo crediamo anche noi che tu sia così, anzi noi ne siamo assolutamente convinti. Altrettanto sinceramente, allora quali sono i tuoi difetti? Ah beh, ne ho tanti, ne ho tanti, ma sicuramente uno fra tutti: sono disordinata. Disordinata in modo creativo, diciamo, soprattutto in casa, nel senso che poi nel mio disordine ritrovo le cose, se le sistemo troppo bene non le trovo più. Mi piacerebbe in un'altra vita nascere ordinata come lo sono sul lavoro, non capisco perché non riesco a riportare questo mio ordine nella vita privata. Forse perché c'è meno emotività, chissà. Senti, ma sai che in Svezia, a proposito di ordine e disordine, c'è questa arte silenziosa che si chiama, chiedo scusa a tutti gli svedesi in ascolto, dot standing, qualcosa del genere, che è fare pulizia degli oggetti accumulati durante l'arco della vita. Questo perché? Per non lasciare questo compito gravoso di svuotare le nostre case a chi resta insomma nel dopo, ecco. A noi può sembrare macabro, ma in realtà nella loro cultura è un atto di gentilezza nei confronti insomma di chi resta, di chi dovrà, entrare dopo a mettere ordine o far pulizia, insomma, delle nostre case. C'è un'autrice che ha scritto un libro, è diventata molto famosa, si chiama Margareta Magnusson, autrice svedese, che ha proprio scritto l'arte svedese di mettere in ordine e sistemare la propria vita per alleggerire quella degli altri. Quindi è un atto di gentilezza e noi, forse non ci facciamo neanche caso. Lei sostanzialmente dice però di non partire dalle fotografie e dalle cartoline, perché lì si fa un po', no, la geografia e la geometria della nostra storia. Ci so proprio le linee della nostra storia e quindi sarebbe meglio non sbarazzarsi di questa documentazione che è così importante, insomma. Sono Ehm d'accordo, effettivamente mi sembra una gentilezza fatta agli altri, di non lasciare tutte la casa piena di cose da eliminare. Io guarda, ti racconto questo aneddoto: avevo ormai una prozia, perché è una zia di mia mamma, la zia Paola, che ha fatto proprio questo, cioè questa cosa che fanno gli svedesi. Lei poco prima di morire, quando era molto anziana, abitava in una casa in campagna, ha fatto un grande falò di tutte le sue cose e così chi, poi si è ritrovato a gestire la sua casa ha trovato già tutto
Comunque in scusate, ordine. ma zia Paola è una di noi, cioè oggi ci sono 1000 alternative, comunque anche meno pericolose rispetto a quello che ha fatto zia Paola e E in sono tutte campagna lo poteva in fare. campagna poteva fare, ma sono tutte quelle app, no, per sbolognare via tutte le cose che non usiamo. Quindi non seguite l'esempio di zia Paola, ma usate le app. Ecco, comunque la cosa più difficile che sai fare? Adesso ascoltare. Ho Mh. imparato ad ascoltare e a smussare gli angoli. Senti, ma c'è un sogno ricorrente? Sì, ce l'ho, il sogno ricorrente è una casa sul mare, ma proprio della serie scendi 3 gradini e sei sul mare, dove vivere col mio cane. Okay, c'è la possibilità di affittare un pezzo del tuo sogno? Assolutamente. Perché vengo subito. Ti invito Ti Luisella. ringrazio, vengo con nuvola. Allora, di cosa hai paura? Io ho paura solo della malattia, non della morte, ma della malattia. Questo mi fa molta paura, sì. Beh, in effetti non hai tutti i torti. Hai qualche hobby? Sì, penso il più grande sia il calcio. Io non dico la squadra perché non si parla di Non calcio, diciamo squadre. però l'abbonamento alla mia squadra da quando avevo 13 anni. Non facciamo i conti, ma insomma son tanti anni. L'abbiamo già detto, ma han già capito tutti quanti anni abbiamo, Sono quindi. tanti. Senti, qual è il tuo rapporto con i social? Ma direi buono, nel senso me ne servo senza abusarne. Penso di farne buon uso, anche perché effettivamente sono utili, ci permettono di fare personal branding, ci permettono di restare in contatto con le altre persone. Avrei evitato forse Facebook, ma sono stata un po' costretta per motivi Di lavoro, professionali. Una cosa che detesti, anche sui social per esempio? La maleducazione, E quella è una cosa che proprio detesto. cosa fai davanti alla maleducazione? Cerco di ignorare, ho imparato ad ignorare. Prima mi partiva l'embolo, adesso ignoro. Senti, adesso veniamo alla domanda fatidica: cosa ti fa ridere? Guarda che qui devi veramente dare il massimo, eh. Ah, guarda, cosa mi fa ridere? Io penso che la cosa che mi faccia sempre più ridere sono le riunioni con le mie amiche d'infanzia. Mh. Io ho la fortuna di avere 3 amiche d'infanzia. Le salutiamo, le salutiamo. Sì, che vedo comunque sempre perché fortunatamente abitiamo vicine e tutte le volte che ci incontriamo abbiamo sempre modo di essere di buon umore e ridere. Ma di chi e di cosa ridete? Noi vogliamo sapere questo. Beh, come tutti gli anziani ridiamo un po' della nostra adolescenza, ricordiamo eccetera, Ma soprattutto dai, dei racconticelo. nostri ex E chiaramente. allora vai con la risata! Va bene, come diceva il grande Enzo Tortora, entriamo nel vivo delle trattative, parlaci del tuo lavoro, della passione che metti. Cos'è che muove il tuo lavoro? Ma, la passione sicuramente. Io come dicevo prima ho iniziato a fare l'architetto, l'ho fatto per diversi anni, mi piaceva sicuramente, però dopo ho avuto modo di entrare in contatto con il gruppo immobiliare in cui lavoro oggi, che è un gruppo internazionale, e sono rimasta affascinata dal progetto che stavano portando in Italia e quindi ho deciso di dare questa Ma svolta. cos'è che vi contraddistingue dagli altri gruppi immobiliari? Insomma, ce ne sono tanti, il mercato è Certo, ce ne pienissimo. sono tanti. Infatti a me quello che è piaciuto, che continua a piacermi, è intanto non avere limiti territoriali, quindi questo mi permette di seguire un mio cliente ovunque, Okay. anche negli anni. Infatti ho clienti che ritornano i figli, perché non è detto che se uno cambia zona, città o nazione, debba appoggiarsi a un altro agente immobiliare, può farlo sempre con me perché posso seguirlo ovunque. Poi noi abbiamo proprio come regola la collaborazione tra di noi, cioè tra agenzie dello stesso gruppo, ma, collaboriamo anche con le agenzie esterne, cioè anche non appartenenti al nostro gruppo. E quindi questo fa sì che possiamo offrire un servizio migliore sia all'acquirente perché ha un ventaglio di proposte superiori e sia al venditore perché non perde nessuna opportunità, cioè non Certo, perde nessun perché acquirente. matchate le Perché offerte. matchiamo le Certo, offerte. certo. Senti, ma per fare il tuo lavoro, diciamolo chiaramente, occorre aver fatto un corso di specializzazione, cioè l'agente immobiliare Sì, è un professionista che ha fatto un corso di specializzazione e ha ottenuto il patentino di agente, no, esatto. questa è un po' la bestia nera degli aspiranti agenti che restano consulenti, ma insomma,
alla fine non possono concludere, no, la trattativa. Sì. È un po' anche il problema forse di tante realtà dove c'è un turnover di aspiranti agenti che restano qualche mese e poi se ne vanno, no, e vengono mandati via. Tu che l'hai brillantemente superata, raccontaci quanto davvero è difficile superare questo corso. Guarda, non pensavo nemmeno io, è veramente difficile, è impegnativo, bisogna studiare parecchio perché le materie comunque sono tante, ma giustamente perché bisogna essere preparati a fare questo lavoro come Professione. tutti i lavori. A Milano i corsi, se non erro ora, sono di 220 ore, sai io l'ho fatto 24 anni fa. Basta E ricordare quindi queste cose, su. l'esame è difficile, c'è uno scritto orale, passa credo in il 6, 7% circa dei candidati, e oltretutto bisogna avere il diploma per accedere al corso, quindi a volte lo scoglio è anche quello. Certo. Allora, prima hai parlato di informazioni trasparenti che i clienti devono pretendere, no, Sì. quali sono queste informazioni che sono indispensabili per capire se abbiamo di fronte un professionista serio o se siamo incappati magari in una persona che magari è semplicemente inesperta? Sì, allora, per quanto riguarda il professionista, già come si diceva prima, capire se è abilitato o meno, questo sarebbe già il primo passo da fare. Per quanto riguarda gli immobili, allora bisogna stare molto attenti perché la cosa più diffusa è che ci siano delle difformità edilizia urbanistica negli immobili, a volte anche ad insaputa dei venditori, perché magari hanno fatto fare dei lavori così e, inconsapevolmente hanno commesso degli abusi. Quindi questa è una cosa che assolutamente va affrontata sul nascere, e, tante a volte gli agenti nascondono queste criticità. Poi sempre meglio farsi fornire l'atto di provenienza, cioè l'atto con cui gli attuali Mh, proprietari sono entrati in possesso di questo immobile, perché magari ci sono delle anche lì delle criticità o delle regole particolari, eccetera. Capire per esempio se è stato un atto normale o una donazione, perché se è stata una donazione ci sono altre potrebbero esserci altre criticità, quindi bisogna prendere altre precauzioni. Poi vabbè, verificare se c'è rispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria che abbiamo a disposizione, quindi capire se magari è necessario fare un accesso agli atti in comune e vedere se ci sono degli ipoteche. Questa è un'altra cosa importante. Vabbè, certo. l'ipoteca classica è quella, che c'è Mh. quando un venditore ha ancora in essere un mutuo, e lì non c'è da preoccuparsi perché al momento del rogito viene estinta, in quanto la banca dell'acquirente paga, la cifra esatta alla banca del venditore per estinguere il mutuo. Ma a volte ci sono invece altre criticità, quindi possono esserci ipoteche per debiti con, che ne so, l'Agenzia delle Entrate o altri Certo. creditori, oppure anche procedure di pignoramento. Siccome è molto utile quello che, ci sta raccontando Giovanna Curone, io chiederei alla regia se vogliamo aprire le telefonate, se ci son telefonate. Ricordo a tutti che il numero è 0292947222 per parlare oggi con Giovanna Curone. Nel caso la trovate su Google, se digitate Giovanna Curoni, Rete al Femminile Milano, troverete tutti i suoi contatti. Senti, c'è un problema abbastanza diffuso nelle compravendite immobiliari, no, che sono quelle catene di compravendita, quello che cioè A che Eh deve sì, comprare da B, che deve comprare da C, certo, che deve comprare da D, e che sembra, no, la storia della fiera del mercato è dell'Est. vero. Oppure Sì, Annalisa sì, che ci ha fatto la canzone, ho visto lei che bacia lui, che bacia lui, che è bacia lei, proprio così. mon amour, ma chi vende casa a me? Cioè cosa si deve fare per difendersi da questo concatenamento di trattative, di vite oserei dire, di vite? Certo, anche qui si vede la capacità effettivamente di un agente immobiliare. È un fenomeno diffuso perché il mercato dell'usato è così. Di solito uno vende, compra, e di conseguenza crea catena. La cosa migliore sarebbe, che un unico agente potesse seguire tutta la catena prendendo dei tempi lunghi. Io normalmente faccio così, metto dei tempi lunghi sia al momento in cui prendo l'incarico, sia al momento in cui prendo una proposta d'acquisto, in modo da essere certi che ai tempi si riesca a risolvere tutti le problematiche, traslochi eccetera, e metterli tutti in casa, non lasciare nessuno per strada.
Se, come spesso accade, non può seguire tutto lo stesso agente immobiliare, che è normale che magari sia così, Certo. io mi metto subito in contatto con gli altri agenti immobiliari coinvolti, in modo che insieme cerchiamo di gestire al meglio le tempistiche. Certo, perché nel tuo lavoro effettivamente c'è molta emotività, cioè devi gestire soprattutto l'emotività dei tuoi clienti, lato venditore e lato compratore. Cioè il venditore sta vendendo la casa più bella del mondo, il compratore trova tutti i difetti e tu sei nel mezzo. Come arrivi a gestire tutto questo carico di emotività degli altri, tra Eh. l'altro? Hai ragione, questa è una cosa che succede praticamente sempre. Allora, per quanto riguarda gli acquirenti, guarda, io uso questo metodo che mi rendo conto sia efficace. Chiedo sempre all'acquirente quali sono i 3 requisiti essenziali che deve avere la casa che lui desidera acquistare e cerco di soddisfare tutti e 3. Ovviamente tutti e 3, le 3 cose più importanti, perché poi uno potrebbe averne anche 10, 15. Però chiedo sempre quali sono le 3 più importanti, proprio perché quando troviamo la casa, che molto spesso è un po' un compromesso, no, nella si sceglie anche per compromesso tra le varie case che si vedono, lo faccio riflettere sul fatto che ho soddisfatto le 3 cose più importanti per lui. Certo. Poi magari, appunto, le problematiche, le esigenze sono diverse anche a seconda delle motivazioni che ti portano a vendere o acquistare Qual una è il casa. caso, diciamo, un po' più se puoi raccontarci, ovviamente senza fare nomi né niente, ma insomma il caso più Certo. complesso che hai dovuto magari gestire, no, ultimamente? Allora, di solito quando si cambia casa per motivi, diciamo, Matrimoniali. matrimoniali belli, felici perché, che ne so, nasce un altro figlio e quindi bisogna allargarsi, allora è tutto molto più semplice. È diverso quando invece magari le motivazioni sono, scelte di vita un po', come ti posso dire, quando si è costretti a fare Mh-mh. certe scelte, tipo separazione, oppure una persona che rimane vedovo o vedova, Certo. ecco. Nella separazione, ad esempio, ci sono anche poi queste liti, queste, scaramucce tra coniugi, per cui è ancor più difficile. Senti, facciamo un momento di pausa e riprendiamo tra pochissimo. Grazie. Grazie, grazie a tutti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. Sono l'avvocato Celeste Collovati. Con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro. Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da malasanità. Sono l'avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo. L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. C'è bisogno di lei. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Eccoci di nuovo qua con Giovanna Curone, architetta e agente immobiliare di Rete al Femminile. Dunque, mi riattacco al discorso che stavamo facendo prima. Lavorare con le emozioni degli altri è molto affascinante e anche molto difficile, no? C'è un forte senso di responsabilità ed è anche molto stancante. Come ti sei preparata per fare questo, per smussare anche la tua di emotività, i tuoi angoli? Guarda, io ho fatto sempre molti corsi seguiti e condotti, perché seguo anche le persone nuove che entrano nella nostra agenzia, e questo mi ha veramente aiutato, cioè ho imparato a, rispettare il pensiero degli altri, che è la cosa più importante, ho imparato ad ascoltare e quindi penso che, sia importante sempre la formazione. Sono stati per me illuminanti
alcuni corsi in particolare, non so se si può dire, insomma ho seguito dei percorsi con Roberto Re che è un coach, credo conosciuto un po' da Certo. tutti, e mi ricordo che la prima sera di un percorso che ho fatto con loro, si è aperto il corso con una frase che ho proprio adottato, è diventato il mio mantra, che è: "La mappa non è il territorio ed ognuno ha la sua mappa". Questa è una cosa importante da ricordare perché, bisogna, ricordarsi di, rispettare il pensiero di ognuno, anche se è diverso dal nostro, perché ognuno di noi Senti, ha ci spieghi esattamente questo concetto della mappa? Perché magari, insomma, tu hai fatto il certo. corso e ecco, però magari se No, ce lo ma spieghi è proprio. molto semplice, ognuno ha la sua mappa, nel senso che, ognuno ha un suo modo di vivere, di pensare, no, e questa è la mappa di ognuno di noi. Però la mappa non è il territorio, cioè non è universalmente valida la mia mappa o la tua mappa, è valida per me o per te, è valida la tua, quindi ricordiamoci che invece nel territorio ci sono tante mappe e sono tutte diverse, quindi dobbiamo, rispettare il pensiero di ognuno. Certo. Senti, tu hai detto che conduci anche questi corsi di formazione, no, ce ne Sì. vuoi parlare? Sì. Come si svolgono? Allora guarda, io, soprattutto tengo corsi di formazione, molto pratici, nel senso che facciamo proprio dei role play in cui le persone della nostra agenzia si allenano, proprio come se fossero in appuntamento davanti al cliente, quindi fanno delle presentazioni, fanno anche la raccolta delle informazioni, perché la prima volta che vai da un cliente devi raccogliere tutte le informazioni, sia sulla casa che sul cliente, per cui si abituano insomma a fare domande e a gestire le obiezioni. Senti, adesso voglio parlare di una cosa che a me, insomma, ha colpito in modo particolare, ma un po' tutti, insomma. C'è questo atteggiamento apparentemente elegante, ma che in realtà, come si dice poi in teatro, sembra un po' appiccicato addosso al personaggio, no, di Sì. tutti questi giovani elegantissimi che hanno questo fare un po' troppo affettato, no, e tra l'altro alla fine non sono neanche più tanto, credibili, questi novelli consulenti, eccetera. Ehm che poi tutta questa apparenza un po' si sgretola, si disintegra sull'approccio in realtà poi che hanno, perché fanno un marketing che è cosiddetto invasivo, cioè e tra l'altro anche poco efficace, cioè ti vengono o a citofonare a casa chiedendoti se nello stabile vendono una casa e, nonostante prendano continui sberloni, metaforicamente, perché, nessuno dà risposte, no, a meno che non ci sia qualcuno che caschi insomma, sono veramente fastidiosi. Ci raccontava poco fa un collega della radio che a lui addirittura hanno infilato il bigliettino sotto la porta di casa dicendo: "Contattaci immediatamente, è una questione urgente." Insomma, ci puoi un attimo raccontare e ridimensionare questo fenomeno perché, veramente, soprattutto a Milano insomma, sono abbastanza aggressivi? Sì, è vero e questo tra l'altro poi va a screditare anche un po' tutto il nostro settore, cioè gli agenti immobiliari sono visti come fumo negli occhi, anche se tra di noi ci sono dei professionisti veramente seri e in gamba. Guarda, i motivi sostanzialmente perché queste persone si comportano in questo modo, che vanno a citofonare, mettono biglietti, sono sostanzialmente 2. Uno, vabbè, perché sicuramente hanno dei capi che sono rimasti alla preistoria del marketing e quindi li obbligano a fare queste cose. L'altra è perché tante agenzie, tanti franchising hanno una zona di lavoro molto limitata. A volte parliamo di un quartiere, quindi poche famiglie, diciamo, per cui devono per forza spremere quegli stabili perché la competenza è solo di quel quartiere, da lì devono prendere il più possibile. Questo è il motivo per cui io ho scelto invece un gruppo dove non ci sono limiti territoriali e possiamo seguire i clienti ovunque. Certo, immagino che voi non andiate a citofonare a nessuno Io non l'ho insomma. mai fatto, non avrei neanche mai avuto il coraggio, neanche quando ho iniziato, tantomeno adesso insomma. Infatti. E dunque qual è la sfida più grande del tuo lavoro? Guarda, per me sicuramente avere dei clienti che ritornano nel tempo, cioè quando ritornano i clienti o loro familiari, amici, anche dopo anni, per me è una grandissima soddisfazione. Ma adesso arriviamo a quella che noi chiamiamo la nostra Mission Impossible. Regia, vai con la Mission Impossible.
Questi sono i consigli. Allora, la mission impossible di oggi è dare i 3 consigli ai nostri radioascoltatori spendibili nel quotidiano, consigli o segreti del tuo lavoro che possono servire nelle trattative immobiliari. Allora, per chi vende sicuramente è importante intanto farsi fare una giusta valutazione, perché come dicevi tu, il venditore magari pensa di avere il castello, ma poi bisogna, ritornare coi piedi per terra, quindi avere una giusta valutazione degli immobili e affidarsi a un'agenzia che abbia un piano di marketing in modo che un venditore sappia da subito che cosa farà l'agenzia per la vendita del suo immobile, perché questo è sicuramente importante. E, come dicevo prima, è importante anche che le agenzie che si occupano della vendita dell'immobile collaborino con le altre agenzie, in modo che il venditore non perda nessuna opportunità ed abbia potenziali acquirenti a 360 gradi. Poi l'altro mio consiglio che è una cosa che vedo che sta succedendo spesso e penso che sia da evitare, è evitare di dare più incarichi incarichi a più agenzie. Questo perché? Perché l'immobile si va a screditare e l'acquirente tende ad allontanarsi da quel tipo di annunci perché pensa che ci possa essere qualcosa di truffaldino sotto e quindi, mentre il venditore pensa magari così di moltiplicare le possibilità di vendita, in realtà le riduce In realtà bisognerebbe un po' drasticamente. tutelare l'immobile, no, da Esatto, un'esposizione a parte che ci esatto. sono anche, gli immobili off market che tu sicuramente seguirai, eccetera, sono quelli un po' più esclusivi, eccetera. Ma insomma, mettere tutti questi annunci o la propria proprietà su diversi annunci di agenzie diverse, insomma, forse è Sì, molto poco producente. Less is more, come sempre. Un certo. prezioso consiglio l'hai già dato prima ed è quello di scendere un po' a compromesso con te stesso, no, e Sì. oltre appunto selezionare le 3 cose più importanti che devono essere un po' la conditio sine qua non, che deve accontentare prima di tutto te stesso, no? Certo, certo. Poi altri consigli? Vediamo consigli Sempre per chi mh-mh. vende è magari valorizzare l'immobile, cioè renderlo più accogliente, fare spazio togliendo cose inutili, tenerlo molto pulito, mettere piante, profumatori per ambiente e poi, togliere tutto quello che è personale, possibilmente togliere le foto ad esempio, perché chi entra in casa deve sentirla propria, no, deve capire se quella è la casa per Certo. lui. E, avere una personalizzazione cioè avere la vita del venditore che ti scorre davanti è sempre controproducente. Ah, è molto interessante questo sempre per riagganciarci al discorso dell'emotività, delle emozioni. Sì, Effettivamente se entri nella casa che è ricca di pulsa insomma è ricca e pregna di, sì, oggetti di altri e di, testimonianze di altri, per quanto insomma molti sono ancora dentro che ci abitano, insomma altri magari no, ecco, bisognerebbe cercare di renderla proprio più vendibile, anche andando un po' a sì. sottrarre un po' di ego della casa per fare in modo che chi arriva ci si appassioni, insomma la debba un Sì. po' sentire già sua, no, Bisogna renderla un po' neutra, ecco, un diciamo. po' neutra, E esatto. soprattutto non interferire col lavoro della gente, lasciare che sia la gente a condurre i clienti nella visita, perché altrimenti il cliente acquirente Si è a inibisce un po'. disagio, Sì, certo. anche perché veramente giri tra magari il bucato e le cose da stirare che ci sono in casa, Sì, effettivamente sì, è poi abbastanza s imbarazzante insomma. se hai il fiato sul collo del venditore non hai magari neanche il coraggio di dire: "Questo mi piace, questo non mi piace", insomma. Certamente. Poi altra cosa importantissima che viene spesso trascurata, la manutenzione della casa. A volte c'è il rubinetto che perde, la macchia sul soffitto, cioè piccole cose che magari con poche centinaia di euro, 1000 €, 2000 € verrebbero sistemate e Che magari valorizzano poi, no, certo, certo, valorizzano, magari spendi 2000 € ne guadagni 10 o 15.000, ma certo. però presenti la casa in un altro modo. E quale consiglio vorresti dare per esempio a chi compra casa? Allora, chi compra secondo me se non sta comprando nella stessa zona dove vive e cambia zona, dovrebbe valutare molto bene la zona, cioè se non la si conosce, la zona va frequentata in diverse ore del giorno e della notte,
perché cambiano le situazioni, Sì. cambiano, e quindi capire se effettivamente è la zona che fa per noi, verificare i servizi, se soddisfano le nostre esigenze, chi ha figli, se ci son le scuole, eccetera. I locali sotto casa per I locali ipotizz sotto parcheggi. casa, esatto. E poi, come dicevamo anche all'inizio, la conformità dell'immobile è importante, perché non basta vedere una planimetria catastale, bisogna capire, vedere il titolo storico, edilizio, urbanistico, per capire appunto se ci sono state, delle modifiche, se ci sono eventuali abusi. Non ultimo, guardare con attenzione lo stabile, perché mentre l'appartamento si può ristrutturare e si può anche avere un'idea di quali possono essere i costi ancor prima di comprarlo, lo stabile è sempre un'incognita, per cui se lo stabile ha bisogno di lavori importanti di manutenzione, bisognerebbe pensare che magari nei primi anni di proprietà si va incontro a spese importanti, o peggio ancora magari si è in corrispondenza di uno stabile dove i condomini sono restii a fare migliorie, quindi ci troviamo in un appartamento bellissimo e in uno stabile che cade a pezzi, quindi anche questo va considerato. Ci sono altre 2 figure del mercato immobiliare che so che spesso e volentieri litigano o comunque insomma Certo, tu sei sempre il famoso cuscinetto di mezzo, no, e devi sì. cercare di accomodare tutto tra il locatario e il locatore. Io credo che sia materia anche proprio di letteratura proprio del Sì, sì, mercato è vero. immobiliare. Dai, raccontaci qualche È cosa e vero. anche qualche episodio se puoi, così ci facciamo anche qualche Ma risata. guarda, io, mi occupo molto poco di locazioni, ma per scelta, perché penso che una persona per lavorare bene debba specializzarsi in un certo settore, non si può fare tutto bene. Quindi, piuttosto che farlo male, preferisco che lo facciano altri colleghi in agenzia. Noi siamo in 35, quindi ci sono Caspita. persone che si possono occupare di questo. Quello che posso dire, comunque il consiglio che posso dare, è sempre farsi fare un contratto di locazione molto, molto completo, cioè che tuteli entrambe le parti, perché a volte, si inseriscono anche, norme e clausole che sembrano impossibile che si debbano verificare, ma nelle locazioni veramente succede di tutto. Quindi bisogna tutelarsi. C'è molta emotività comunque nel tuo lavoro, lo abbiamo detto, lo abbiamo sottolineato e restiamo ancora su questo argomento. Bisogna essere molto preparati lato umano, indubbiamente a fare il tuo lavoro, anche se molto spesso, come hai detto anche tu prima, la figura dell'agente immobiliare sembra sempre un po' fredda, no, attenta solo al business, eccetera. Uno degli, aspetti fondativi di Rete al femminile è proprio la gentilezza e tu ti rispecchi in questa caratteristica, perché davvero arriva la passione che ci metti, nonostante tu debba necessariamente parlare di numeri, di geometria e di soldi, ma davvero arriva questo tuo modo gentile di approcciarti al cliente, anche perché, come ci siamo dette quando ci siamo incontrate la prima volta prima di questa intervista, i tuoi clienti nelle case ci mettono i loro cuori, no, Certo. o ci lasciano i loro cuori. Quindi, il mercato immobiliare è pieno di giovani meteore che hanno sbagliato sogno e cercano un ambiente aggressivo, tutt'altro che gentile e umano. Parlaci invece di questo aspetto, perché davvero per il tuo modo di parlare, per il tuo approccio, esce veramente una figura gentile e, Grazie. molto preparata lato umano, molto preparata lato umano. Penso che sia la cosa più importante. Tanti ragazzi giovani, si avvicinano a questo mondo pensando che sia, il nostro un lavoro dove si lavora poco e si guadagna tanto, e non c'è cosa più falsa di questa, perché comunque per lavorare bene, come dicevamo prima, devi formarti, devi lavorare tanto, e fare dei sacrifici. Quindi molto spesso poi le persone che non hanno voglia invece di impegnarsi, di studiare, di imparare e di approcciarsi in un certo modo con le persone, se ne vanno. Io quando insegno ai ragazzi, dico sempre: "Ricordatevi che dopo gli affetti la casa è una delle cose più importanti per ognuno di noi e ricordiamoci anche che le trattative, le compravendite nascono sempre da delle esigenze familiari che possono essere felici o infelici. Per cui, la prima cosa da considerare è proprio questo, cioè lo stato d'animo e la motivazione per cui una persona compra o vende casa.
Questo ritengo che sia veramente C'è un altro importante. aspetto, no, dell'agente immobiliare, insomma diciamo alcuni cliché insomma si dice, no, Sì, che effettivamente siano molto insistenti, no, che quando diciamo che si portano il lavoro H24 ovunque, no, e quando sento che qualcuno vende casa: "Ma te la vendo io, te la faccio", okay. In sì. realtà credo che, un agente veramente preparato e serio non usi l'insistenza come, diciamo, arma del Sì. strumento del marketing. Insomma, ci vuoi raccontare Sì, qual è il tuo guarda, approccio sì, invece? sì, assolutamente. Io non insisto mai perché a me dà fastidio quando con me insistono, no, altri tipo fornitori di luce, gas, telefono, per cui io non insisto mai e vorrei che fossero loro a tornare e a scegliermi se, ho dato loro delle garanzie, se hanno, capito quello che posso fare per loro e pensano che io sia l'agente giusto per loro. E quindi, non trovo che insistere sia controproducente. Guarda, io recentemente ho portato un'analisi comparativa di mercato, ho fatto una valutazione con un piano di marketing a un cliente che era terrorizzato, m'aveva detto: "No, non lo so se le faccio vedere la casa perché ho paura che poi lei sia insistente, mi Lo chiami, stalker diventa stalker, l'agente esatto." immobiliare. E io ho detto: "Guardi, non si preoccupi, non ci conosciamo, chiaramente il rischio c'è, però io le porterò tutto, lei farà le sue valutazioni, io non la chiamerò mai più se non per farle gli auguri di Natale." E così ho fatto, sono andata a casa sua con tutto il mio plico di 40 pagine. Lui è rimasto così impressionato, lui è un osteopata, e mi ha detto: "Guardi, io per ringraziarla di questa cosa che ha fatto per me voglio regalarle, qualcosa di mio", insomma. Quindi, mi ha invitato a fare delle sedute di osteopatia, tra l'altro utilissime. Fantastico. E alla Ho sbagliato fine mestiere. e alla fine mi ha affidato l'incarico, ma proprio perché io non avevo insistito e lui ha potuto scegliere serenamente, magari anche confrontandomi con altri agenti immobiliari. Quindi ti arriveranno anche gli auguri di Pasqua poi da Eh questo certo. da questo tuo cliente. Senti, hai detto che ti piace collaborare Sì. con altri professionisti. Quali sono i professionisti con i quali lavori? Guarda, normalmente lavoro con interior design, home stager, perché queste sono figure che rendono più accattivante l'immobile vuoto, ma anche magari arredato, ma che ha bisogno di qualche dritta, insomma, per essere più Diciamo che danno un po' più di un appeal po' più di appeal, esatto. all'appartamento. E quindi con loro lavoro molto spesso, insomma, ho delle figure di riferimento che sono molto utili nel mio lavoro. Senti, tu mi dicevi che ti occupi anche di consulenza immobiliare a 360, vendi e compra casa con 0 pensieri, mercato immobiliare internazionale. Ci parli del mercato immobiliare Sì, internazionale? perché noi siamo, Mh. come vi dicevo, un gruppo internazionale, abbiamo un sito che è tradotto in 36 lingue, quindi tutti gli immobili che sono sul nostro portale sono visibili in tutto il mondo, ognuno lo può vedere nella propria lingua e tra l'altro ogni notte, vengono matchate domande e offerte, quindi se io inserisco una richiesta di un mio cliente che tra l'altro, viene messa in forma anonima, ha semplicemente un codice, nessuno vede i suoi dati, ogni notte va a incrociarsi con le offerte che vengono messe sul nostro portale. Quindi il mercato internazionale per noi è importante perché, per esempio, clienti stranieri che vogliono investire in Italia molto spesso si, rivolgono a noi perché siamo un primo gruppo immobiliare al mondo e quindi conosciuti in tutto il mondo e quindi siamo visti come una garanzia per gli investimenti. Vi ricordo che se volete cercare Giovanna Curone, cercate su Google Giovanna Curone Rete al Femminile Milano e trovate tutti i suoi contatti di lavoro. Senti, prima che ci sfumino e visto che quello che ci racconti è veramente molto, molto interessante, io ti invito comunque a tornare da noi. Grazie. Qual è la ricetta di donna di Giovanna Curone per i radioascoltatori di Radio Libertà? Secondo me la ricetta di donna cioè quello che consiglierei a ogni donna è di scoprire la forza che è in te e di riconoscere le tue risorse, perché ognuno di noi secondo me ha delle risorse, non riconosciute e non esplorate, quindi, riconoscere la propria forza e non farsi mettere in piedi in testa è
è la cosa principale che ci può portare veramente ovunque. Ti è mai capitato di dover difenderti da qualcuno che ha cercato di metterti i piedi in Ma testa? sì, sai, capita sempre, insomma, il mondo è un po' una giungla, no, così, però, io faccio sempre appello alle mie forze e al mio valore. Mi sento di poter dire, forse perché torniamo sull'età, ma insomma l'esperienza e l'età ci permettono Ma di non torniamo riconoscerla, sempre di sull'età, riconoscere questa insomma. forza. Magari un po' di anni fa non me la riconoscevo questa forza, insomma. Va bene, allora che la forza sia con tutti noi, cari radioascoltatori, e buona radio a tutti voi. Preparate carta e penna perché anche la prossima puntata dovrete prendere appunti per i consigli delle nostre professioniste di Rete al Femminile. Io vi saluto, vi auguro un buon tutto e ci vediamo presto. Buona radio a tutti! Grazie, arrivederci. Un caro saluto, baci!